e benvenuti, welcome, caribuni, perché siete più di uno. Caribuni è il plurale? È il plurale, sì. E Marisa dell'associazione Gli Umbali, ma soprattutto Zawadi, che in Swahili significa dono e quindi è col dono che viene fatto a Roma. A gift for Rome. E la mamma Rose e Adam, un operatore. E l'introduzione è finita e lasciamo la parola a chi ne sa sicuramente di più. Facciamo un'altra piccola introduzione. Io ho conosciuto Zawadi in Tanzania, tante persone conoscono la Tanzania per i bellissimi paesaggi, per gli animali, per i safari, e tante persone la conoscono anche per i bambini, per il numero di bambini è veramente alto. E tante persone si recano là anche per aiutare le varie istituzioni per la costruzione di scuole, per cui scuole ce ne sono molte. Io la prima volta sono andata per aiutare un ordine di suore ad avviare una scuola materna, però nelle scuole che ho visitato non ci sono ragazzini che hanno dei problemi fisici importanti. Non ci sono perché sono scuole in cui ci sono in classe 60, 70, 80, 100 bambini, quindi con un insegnante sola che non riesce a soddisfare i bisogni di tutti, e non ci sono perché anche c'è una mentalità particolare, per cui Zawadi arriva da questa realtà e io l'ho conosciuto appunto non nelle scuole comuni ma in un centro avviato da un'associazione italiana. Tutto è iniziato con Bruno e Lucio, e ve ne parlo un attimo perché Bruno e Lucio sono le persone che hanno avviato il tutto e che sono nominate anche nel libro di Zawadi, perché non ci sarebbe niente senza di loro. E il video si conclude con queste parole: io volo. In effetti Zawadi vola davvero in senso simbolico, metaforico, sognando. Lui ha sognato di imparare a leggere e scrivere e ha dimostrato poi di saperlo fare molto bene. Ha sognato di poter scrivere un libro e l'ha fatto, ed è volato veramente in Italia, nel senso che ha preso fisicamente un aereo per poter arrivare qui e presentarsi il suo libro che avete visto probabilmente anche lì sul tavolo. Perché abbiamo scelto di pubblicare un libro scritto da Zawadi? Ecco, noi lo consideriamo veramente un ragazzo speciale, perché ha saputo fare un'analisi critica della sua realtà, della sua personale realtà, della realtà della Tanzania, del paese in cui vive. Mette in luce tutti gli ostacoli, tutte le difficoltà che ha incontrato per realizzare questo sogno. Non è stato un percorso facile, è stato un percorso con tanti ostacoli, ma ha avuto sempre il supporto della mamma, una mamma altrettanto speciale che l'ha sempre ascoltato e ha sempre creduto in lui, e di altre persone che ha incontrato sul suo cammino, che hanno permesso appunto di realizzare questi sogni, e non sono finiti, perché poi Zawadi vi dirà qual è anche il suo sogno finale, perché ha scritto questo libro. L'ha scritto sì per far conoscere a noi italiani questa realtà, ma poi c'è un'altra finalità che lui vuole portare avanti. Noi abbiamo considerato speciale questo libro perché è un'autobiografia, e non è facile per una persona che vive in Tanzania e che è stata in Africa, lo sa bene, parlare di sé. È una cultura in cui prevale sempre il noi, in cui prevale l'aspetto comunitario, ma l'io persona, come la intendiamo noi, non è così maturato, non ha la stessa importanza che ha per noi, e quindi l'analisi che fa di se stesso è veramente denota il fatto che Zawadi effettivamente è un ragazzino speciale che ha messo in pratica e ha saputo leggere tante cose della sua realtà. Io leggerei parte del libro, che così sono le parole di Zawadi che raccontano molto meglio di quanto possa fare io il percorso che ha fatto, un percorso di ostacoli ma anche un percorso di speranza.